Al via la distribuzione dei contenitori necessari alla raccolta differenziata per le utenze domestiche, tante le problematiche che stanno sorgendo per il loro ritiro, nonostante le rassicurazioni fatte dall'assessore Fontana. Pochi punti di distribuzione in città, solo al Viale della Vittoria finora e solo da qualche giorno anche a Villasete e a Villaggio Mosè. Assente la popolosa frazione di San Leone, in quanto il comune non ha i locali per svolgere tale consegna. Ma sentiamo lo stesso assessore Fontana. Molti ci chiedono che hanno delle difficoltà per ritirare i cassonetti in quanto c'è molta gente. State pensando di ovviare a questa mancanza? Allora, intanto abbiamo già ovviato, nel senso che già da 2 giorni è aperto un nuovo front office al Palacongressi. Noi purtroppo non abbiamo spazi comunali a Villaggio Mosè, abbiamo dovuto chiedere una cortesia, un favore all'ente parco che ci ha concesso una stanza all'interno del Palacongressi e di questo siamo molto grati. In settimana verrà aperto un altro front office entro fine settimana a Fontanelle, negli uffici comunali, e infine la prossima settimana verrà aperto un quinto front office alla biblioteca di Giardina Gallotti. Quindi abbiamo dovuto anticipare l'apertura di 3 front office che si dovevano aprire nelle settimane scorse per quella che io comunque considero una buona notizia. E cioè il fatto che gli agrigentini stanno rispondendo al di sopra delle migliori aspettative e quindi piuttosto che aspettare ulteriore tempo per aprire gli uffici abbiamo deciso di farlo rapidamente. Quindi vorrei sottolineare l'aspetto positivo. Mi scuso, l'ho fatto preventivamente per qualche piccolo disservizio che si sta producendo, ma un cambiamento così radicale come il passaggio dalla raccolta indifferenziata stradale alla raccolta differenziata domiciliare in una condizione economica anche complicata e logistica complicata come quella del Comune di Agrigento, inevitabilmente avrebbe prodotto qualche piccolo disservizio, ma mi sembrano disservizi assolutamente tollerabili rispetto alla diciamo, importanza di quello che stiamo facendo e il passaggio da un modo incivile e stupido di gestire i rifiuti a un modo civile e particolarmente intelligente di gestire i rifiuti. Assessore, ecco, facciamo chiarezza, cosa deve fare un cittadino per ritirare i cassonetti per la differenziata? Deve andare in uno di questi 5 uffici che ho elencato e portare semplicemente il proprio documento d'identità e il proprio codice fiscale. Abbiamo sentito che qualcuno dice ci hanno chiesto l'ultima bolletta pagata. Non è vero, nel senso che considerate che noi stiamo distribuendo pure i contenitori ad alcune famiglie, e sono molte famiglie, che occupano abusivamente alloggi popolari a Villa Seta, perché ovviamente noi distinguiamo diciamo, la necessità di perseguire gli evasori dalla necessità che tutti hanno di avere un contenitore per conferire rifiuti, quindi tutti avranno il contenitore per conferire rifiuti, anche quelli che non pagano la Tari, poi il comune li perseguirà in altra sede, perché ovviamente tutti devono pagare la Tari, ma porre come condizione per avere il contenitore diciamo, l'essere in regola con i pagamenti sarebbe stupido, perché non avrebbe senso. Io autorizzerei gli evasori a buttare la spazzatura per strada. Non c'è il rischio di una doppia fatturazione? No, questo rischio non c'è, peraltro diciamo, tutti questi passaggi noi li stiamo gestendo con gli uffici finanziari, quindi consultandoci preventivamente con gli uffici finanziari, quindi il problema non si pone. Il dato rilevante è da un lato la partecipazione, quindi il gran numero di persone che stanno prendendo i contenitori, ma l'altro dato rilevante che pochi dicono è invece la partecipazione alla raccolta differenziata. A Villaseta e Monserrato le famiglie stanno partecipando in massa, cioè usano i contenitori per raccogliere in modo differenziato i propri rifiuti. Vogliamo ricordare qual è il calendario per cui diciamo, le varie frazioni inizieranno la differenziata, esclusa Fontanelle chiaramente? Allora, noi appunto abbiamo cominciato l'anno scorso con Fontanella, abbiamo poi cominciato con le attività commerciali a settembre, a ottobre, scusatemi, fino a ottobre Villa Seta e Monserrato. La prossima scadenza è quella del 4 dicembre. Il 4 dicembre cominceranno a fare la raccolta differenziata tutti coloro che abitano nelle frazioni balneari e a Villaggio Mosè, quindi Villaggio Mosè, San Leone, Cannatello, Zingarello, Maddalusa e così via. E a fine anno cominceremo con tutta la città, quindi diciamo nei primi del 2018 l'intera città farà la raccolta differenziata. Per le doppie utenze e abitazioni estive come si deve regolare un cittadino? Allora, diciamo noi
almeno un front office aperto per ancora qualche mese per i ritardatari lo manterremo, però il consiglio che do, anche perché diciamo chi va in front office a prendere per la propria prima casa i contenitori non ha nessuna ragione per non prendere pure quelli per la seconda casa, perché siccome addirittura ci si può fare delegare pure per prendere i contenitori di altre famiglie, non avrebbe nessun senso rinviare il recupero dei propri contenitori per la seconda casa in un secondo momento. Quindi chi va a prendere i contenitori per la casa d'Agrigento farebbe benissimo a prendersi pure quelli per la casa al mare. Molti sono preoccupati che eventualmente un ritardo nel ritiro dei contenitori che potrebbero scattare delle multe. Sì, stiamo lavorando ovviamente anche su questo. I cittadini devono cercare di prendere i contenitori nei tempi previsti dalla legge, perché un altro sforzo che stiamo cercando di fare è quello di essere puntuali rispetto alle date che ci diamo. Guardate, non è una fissazione, stiamo però provando a cambiare segno. Se si dà una data, quella data si deve cercare di rispettarla. Quindi è chiaro che siamo stati in queste settimane tolleranti, per esempio con l'esposizione dei contenitori, delle attività commerciali che fino ad ora sono rimaste costantemente fuori. È chiaro che avremo ancora qualche settimana di tolleranza, dopodiché scatteranno le multe. Noi dobbiamo via via risolvere i problemi, mettere i cittadini nelle migliori condizioni per fare al meglio ciò che noi gli chiediamo, ma ovviamente laddove ci accorgeremo che ci saranno cittadini che non intendono o che intendono ostacolare la raccolta differenziata, per esempio non andando a prendere i contenitori, è chiaro che scatteranno le multe. Come mai non avete pensato a un luogo di ritiro anche per San Leone, che è una frazione molto estesa? No, cioè, noi abbiamo pensato di aprirli dovunque. Il problema è che il comune di Agrigento, per poter aprire un front office, deve avere un immobile di proprietà del comune e attrezzabile per questa attività. Siccome il comune a San Leone, a Villaggio Mosè, questi luoghi non ce li ha, infatti faccio notare che l'abbiamo fatto al Via della Vittoria in un immobile di proprietà del comune, a Fontanelle in un immobile di proprietà del comune, la stessa cosa a Montaperto. A Villaggio Mosè abbiamo dovuto chiedere in prestito delle stanze perché non avevamo nessun immobile, quindi solo per questo non abbiamo trovato dove aprire un ufficio a San Leone. Quindi un cittadino si può recare in qualunque ufficio periferico si può, della città, chiaramente? Sì. Diciamo, gli uffici sono indifferenti perché abbiamo centralizzato il sistema di distribuzione, quindi io che abito a Cannatello posso tranquillamente andare a prendere i miei contenitori a Villa Seta piuttosto che al Viale della Vittoria, anche perché ogni front office è organizzato con un computer con una doppia lista, c'è la lista dei residenti e la lista dei cespiti, cioè di quelli che pagano le tasse d'Agrigento. Faccio un esempio. Noi abbiamo nella zona di Cannatello, Zingarello, molte famiglie che non sono residenti ad Agrigento ma sono residenti a Favara. Ovviamente in quel caso quelle famiglie non le troveremo nell'elenco dei residenti, ma le troveremo nell'elenco dei cespiti. Quindi diciamo in qualunque ufficio si possono prendere i propri contenitori. Gli orari di apertura quali sono? Gli orari di apertura sono dalle 9 del mattino a mezzogiorno, dalle 15 alle 17. Li abbiamo spezzati in due proprio per dare a tutti maggiore agio di andare nell'orario più conveniente. Diciamo, è bene che tutti abbiano la consapevolezza che stanno facendo un piccolo sacrificio per un grande obiettivo. D'altronde in questi giorni ho incontrato molte persone anche nelle parrocchie dove sto girando per incontrare i cittadini e spiegare come si fa la raccolta differenziata. Alla fine a molti di questi ho chiesto: scusate, ma quanto avete aspettato? E alla fine tutti mi hanno detto chi 10 minuti, chi un quarto d'ora, chi mezz'ora, ma tutti alla fine avevano la consapevolezza che ne valeva assolutamente la pena. D'altronde quando andiamo alla posta per pagare un bollettino piuttosto che in ospedale per fare delle analisi, alla fine stiamo lì ad aspettare il nostro turno, no? Allora si tratta di un sacrificio che facciamo a fronte, una tantum, a fronte di un obiettivo che è particolarmente alto, che è quello di gestire in modo civile i nostri rifiuti e diventare piano piano una città normale. Io penso che Agrigento non debba diventare la città più bella del mondo, ma debba fare alcuni significativi passi per diventare una città normale. C'è magari un numero di telefono se qualche utente ha qualche dubbio cui si può rivolgere per avere qualche ulteriore chiarimento? Sì, ci sono 4 numeri dell'ufficio ecologia a cui rispondono 2 persone che abbiamo
provato a formare proprio per dare le risposte necessarie, perché più o meno le risposte sono sempre le solite, sono ricorrenti. Per quanto riguarda invece le domande di dettaglio per come si fa la raccolta, io ripeto qui, approfitto di voi per ripetere una cosa che è importante. Quando ci sono dubbi su come fare la raccolta differenziata, guardate sull'etichetta degli involucri, se anche lì non trovate la risposta potete chiamare il numero che abbiamo messo a disposizione, ma comunque nel dubbio, se proprio nessuno riesce a risolvere il vostro dubbio, gettate quel rifiuto nell'indifferenziato. E l'altro consiglio che do a tutti è: dotatevi dei sacchetti biodegradabili trasparenti per l'umido. Tutte le altre componenti possono essere messe dentro i contenitori senza il sacchetto. Il sacchetto del supermercato, ad esempio? Se è trasparente è un sacchetto che va bene, ovviamente se è un sacchetto opaco non può essere utilizzato, perché l'operatore ecologico che viene a svuotare il nostro contenitore deve poter osservare dall'esterno se si tratta di una raccolta fatta bene o fatta male, perché allorquando la raccolta è fatta male l'operatore ecologico ha l'obbligo di lasciarla lì, quindi di non prenderla e metterla sul camion. Quindi queste sono le raccomandazioni di base. Per tutto il resto ci sono i numeri per le informazioni che, diciamo, i cittadini riterranno necessarie da raccogliere.